Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera e ben ritrovati con il nostro TG. Gli argomenti di oggi nei titoli, vediamo. Il giorno dopo la notizia dell'esclusione della candidatura del Parco Nazionale della Sila a patrimonio UNESCO, c'è delusione e sconcerto. Il sindaco di San Giovanni in Fiore dice: non ci convince la motivazione. Dolore all'Università della Calabria per la morte di un giovane ricercatore che si è tolto la vita nei laboratori dell'Unical. Un calabrese e un albanese a capo del sodalizio criminale che imponeva estorsioni e danneggiamenti nel Viterbese. Ha minacciato e ferito la moglie con un coltello e un ferro incandescente, arrestato dalla polizia a Corigliano Rossano. Mobilitazione dei lavoratori del porto di Gioia Tauro, lo sciopero in programma lunedì prossimo. Iniziativa della CISL a Catanzaro, mobilitazione a Roma il prossimo 9 febbraio. Il sindacato dice: saremo in 5.000 a rivendicare politiche per il lavoro. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura l'avete visto dai titoli: il giorno dopo la notizia dell'esclusione della candidatura del Parco Nazionale della Sila a patrimonio dell'UNESCO c'è delusione e sconcerto. Il sindaco di San Giovanni in Fiore ai nostri microfoni dice: non ci convince la motivazione. Per la Calabria è un duro colpo la bocciatura da parte del Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana UNESCO della candidatura del Parco Nazionale della Sila. Dopo riunioni, incontri, soldi investiti, la Sila non sarà dunque un sito del patrimonio UNESCO. Per i territori del parco l'importante riconoscimento avrebbe rappresentato un rilancio in termini di economia, di promozione, di turismo. Invece adesso sfuma questa grande opportunità. C'è amarezza tra i sindaci dei comuni che fanno parte del Parco della Sila. C'è tanta delusione, noi ci aspettavamo il riconoscimento perché la Sila lo è nei fatti patrimonio dell'umanità. Purtroppo c'è stata una decisione che non comprendiamo e non capiamo. Evidentemente si è voluto punire l'altopiano della Sila, ma noi andremo avanti per la nostra strada perché la Sila, come dicevo, lo è nei fatti. Io mi auguro che il governo, il ministro soprattutto, ci spieghi bene cosa realmente è successo e perché la Sila è rimasta fuori. Noi aspettiamo con molta ansia queste precisazioni. Evidentemente qualcosa ha giocato contro la capitale della Sila e contro tutto l'altopiano. Non convince affatto poi la motivazione dell'esclusione, cioè che la Sila ha già ottenuto nel 2014 il prestigioso riconoscimento di riserva della biosfera UNESCO. Essere UNESCO MAB dava più carte di credito per l'accoglimento della richiesta del parco. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Io mi auguro che non ci siano sotterfugi e che non si siano scelte altre località a discapito della nostra Sila. Ci si interroga dunque sui motivi dell'esclusione, in attesa di capire cosa è successo, però al momento l'unica certezza è che la bocciatura del Parco della Sila per la Calabria rappresenta un'altra occasione persa. Adesso la cronaca che ci porta all'Università della Calabria, dove c'è dolore e sgomento per la morte di un giovane ricercatore che si è tolto la vita nei laboratori del campus. Sconcerto, dolore e incredulità all'Università della Calabria. Stamattina in pochi hanno voglia di parlare, lo si comprende guardando negli occhi studenti e docenti che è una giornata di quelle che mai avrebbero pensato di vivere. Un giovane ricercatore si è tolto la vita nell'Ateneo. All'interno di uno dei laboratori si sarebbe impiccato affidando ad un biglietto le motivazioni del tragico gesto. 31 anni, originario di Oppido Mamertina nel Reggino, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, conosciuto per le sue abilità di pilota automobilistico all'interno del team del reparto corse del campus, con successi anche internazionali. Questo si racconta di lui. Fino a ieri un ragazzo normale, lo studio, gli amici, la fidanzata e la passione per i motori. Ieri sera il buio del campus ha avvolto anche
la sua anima e in un attimo tutto deve essere sembrato inutile. A fare la macabra scoperta uno studente, scattato l'allarme sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato indagini. Il rettore Gino Crisci, scosso per quanto accaduto, evita le telecamere. Restano le domande tante, il vuoto che assenza anche di parole, il rispetto verso una morte inattesa e tragica. L'unica abituata a veder spiccare il volo ai suoi studenti dopo averli formati, oggi è in lutto. Ci spostiamo a Mileto, dove sono state condannate, lo avevamo annunciato ieri, le maestre accusate di maltrattamenti all'asilo nel Vibonese, interdette anche dai pubblici uffici per ben 5 anni. Sono state tutte condannate le 6 maestre dell'asilo comunale di Mileto, imputate di maltrattamenti aggravati ai danni di un bambino. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica. I fatti contestati alle maestre risalgono al 2011, quando il bambino maltrattato aveva 5 anni. Le condanne disposte dal giudice sono state più alte rispetto alle richieste della pubblica accusa. 4 delle maestre, Adriana Mangone, Francesca De Liguori Cimino, Maria Teresa Spina ed Elena Magliaro, sono state condannate a 3 anni e 6 mesi di reclusione. A 3 anni sono state invece condannate Maria Rosaria Riso e Anna Maria Veneziani. L'accusa nei confronti delle 6 maestre si basava anche sulle immagini riprese dalle telecamere installate dai carabinieri all'interno dell'asilo. L'inchiesta, denominata Don Rodrigo, aveva avuto inizio, come dicevamo, nel 2011 da un'informazione confidenziale ai carabinieri di Mileto che riferiva di presunti maltrattamenti su minori perpetrati da alcune maestre della scuola per l'infanzia, in particolare nei confronti di un bambino che sarebbe stato spesso percosso a causa della sua vivacità. Sebbene la notizia circolasse a Mileto, nessuno voleva credere che si stessero consumando in quella scuola simili crudeltà contro un bambino. Intanto, il 26 aprile di quell'anno, alla caserma dei carabinieri veniva recapitato in forma anonima un plico contenente un DVD sul quale erano impresse tracce audio-video che ritraevano l'interno di un edificio scolastico ed alcune donne nell'atto di rimproverare un fanciullo che piangeva. In poco tempo si era risaliti all'identità delle persone e al nome dell'edificio scolastico e così la procura aveva disposto l'attivazione di un servizio di video riprese con l'installazione di 6 telecamere nascoste che avevano confermato, a parere dell'accusa, le violenze nei confronti del bambino, i cui genitori si sono poi costituiti parte civile. Adesso la sentenza che conferma le accuse condannando le maestre. E ci sarebbero un calabrese e un albanese a capo del sodalizio criminale che imponeva estorsioni e danneggiamenti nel Viterbese. Vediamo l'operazione odierna. Quella sgominata a Viterbo è, secondo gli inquirenti, un'organizzazione che aveva solidi collegamenti con ambienti indranghetistici. A capo un calabrese, Giuseppe Trovato, detto Peppino, il re dei Comproro, e un albanese, Ismail Rebesci, detto Ermal. Un sodalizio spietato, frutto della fusione del sistema mafioso tipico dei clan andranghetistici e dei metodi violenti della criminalità albanese. All'alba di oggi è scattato il blitz dei carabinieri che ha portato all'arresto di 13 persone, 11 in carcere e 2 ai domiciliari. Le indagini, avviate nel 2017, hanno fatto luce su una serie di intimidazioni e danneggiamenti messi in atto dall'organizzazione per imporre il controllo su diverse attività economiche della città, locali notturni, ditte di trasloco, ben 50 gli episodi documentati dagli inquirenti. Teste di agnello mozzate, lumini funebri, scritte minatorie sulle vetrine e decine di auto incendiate, persino quelle di 2 carabinieri. Così il sodalizio imponeva le sue regole. Il gruppo era riuscito a controllare il traffico e lo spaccio della droga, a finire nel mirino dell'organizzazione soprattutto i compro-oro, concorrenti delle attività del calabrese Trovato. I locali notturni erano invece appannaggio dell'altro capo del gruppo, l'albanese Ermal. Le indagini hanno evidenziato inoltre il profondo rancore nutrito dal sodalizio nei confronti delle forze dell'ordine, fino all'incendio delle macchine di 2 carabinieri, uno dei quali aveva partecipato all'arresto per droga di Rebesci. Gli stessi militari sono riusciti a sventare il tentativo degli indagati di dare alle fiamme l'auto di un agente della polizia che aveva avviato una serie di controlli amministrativi sui compro-oro gestiti da Trovato.
Ed è stato estradato questo pomeriggio nell'aeroporto di Fiumicino in Italia Domenico Strangio, trentenne di Siderno, appartenente proprio alla famiglia Strangio Iancu di San Luca, arrestato nel dicembre scorso e raggiunto da mandato d'arresto europeo per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Strangio, secondo gli investigatori, è un esponente di vertice della cosca. Il suo ruolo era quello di gestire l'approvvigionamento di ingenti quantitativi di cocaina direttamente dal Sud America che sbarcavano nei porti di Anversa e Rotterdam. Sempre lui era quello che pianificava le importazioni verso l'Italia, il successivo smistamento sul territorio nazionale, in particolare in Calabria e in Lombardia. All'arrivo a Fiumicino è stato scortato da personale del servizio di cooperazione internazionale della polizia e Strangio sarà trasferito in carcere e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria calabrese. Parliamo adesso della pagina del lavoro. Con la mobilitazione dei lavoratori del porto di Gioia Tauro, lo sciopero in programma lunedì prossimo. Lunedì mattina dalle ore 6 i lavoratori del porto di Gioia Tauro si daranno appuntamento al gate d'ingresso per incrociare le braccia. Lo faranno davanti ai cancelli del Lab portuale gioiese e accanto a loro, insieme ai vertici del sindacato della UIL Trasporti, ci sarà il segretario generale della UIL Calabria, Santo Biondo. Il segretario regionale della UIL Trasporti, Giuseppe Rizzo, sottolinea che ci vuole bloccare le attività del terminal, ma comunicheremo alla commissione di garanzia che se non ci sarà il pagamento delle spettanze degli stipendi di tutti i lavoratori reintegrati sarà sciopero ad oltranza. Arriviamo a questa mobilitazione perché di fatto dopo l'accordo del giugno del 2017 che portava al licenziamento di 377 lavoratori sono venute meno le corrette relazioni industriali e sindacali con l'azienda. Dopo una serie di richieste fatte dalla UIL Trasporti al management aziendale di MCT riguardanti il piano industriale, gli investimenti e in generale il futuro dello scalo, ancora oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Ma il segretario della UIL Trasporti, Rizzo, va oltre, augurandosi che si trovi al più presto un accordo con MSC, uno dei soci del terminal, e che la stessa diventi unico gestore del porto in quanto i lavoratori, per il comportamento ostile dell'azienda di MedCenter Container Terminal, quindi MCT, hanno ormai perso ogni fiducia necessaria in un qualsiasi rapporto professionale. È da ricordare che la UIL Trasporti è stato il sindacato che non ha accettato l'accordo con l'azienda quando 377 lavoratori dello scalo gioiese sono stati licenziati e inseriti nell'agenzia del lavoro creata ad hoc dal governo e che aveva il compito di formarli e ricollocarli lavorativamente, cosa che al momento non è avvenuta. Ancora sindacati e lavoro con l'iniziativa della CISL a Catanzaro, la mobilitazione a Roma prevista per il prossimo 9 febbraio. Il sindacato dice saremo in 5.000 a rivendicare le politiche per il lavoro, soprattutto per il Sud. La CISL chiama alla mobilitazione lavoratori disoccupati e pensionati, lo fa a Catanzaro in una gremita iniziativa in cui si portano i conti di una terra in gravi difficoltà, i problemi di sempre, disoccupazione e migrazione. Circa 4.000 giovani hanno lasciato la Calabria e nuove emergenze. Il sindacato pensa all'immigrazione, c'è bisogno di risposte, per questo si manifesterà a Roma. Il 9 di febbraio saremo a Roma per una grande manifestazione che vede in piazza il popolo del lavoro, il popolo dei pensionati, per chiedere un cambio di passo ad un governo che nella sua strategia, nella sua visione del Paese sacrifica gli interventi a favore della crescita, dello sviluppo e del lavoro. L'Italia non ha bisogno di misure assistenziali, non ha bisogno di risorse da impegnare sulle spese correnti, ma bisogna mettere al centro il tema del lavoro. Obiettivo è portare nella capitale 5.000 persone per far sentire la voce della Calabria da sempre in attesa, dove anche ciò che è stato finanziato, sottolinea la CISL, resta sulla carta, non partono i cantieri. Penso per esempio ai lavori del ammodernamento della strada statale 106, oltre 1,5 miliardi di lavori che tardano a partire. Penso alla realizzazione dei nuovi ospedali, anche questi già finanziati, dove la Regione ha contratto un mutuo
il popolo calabrese paga le tasse, quindi l'interesse sul mutuo, e non vede realizzare queste strutture ospedaliere. Quali prospettive è la domanda che si pone il sindacato alla presenza anche del vescovo Vincenzo Bertolone. La proposta arriva dalla politica. Questo territorio ha bisogno di uno scatto di orgoglio del sistema imprenditoriale, perché il lavoro non lo creeranno mai decreti, leggi, bandi e così via, lo stiamo vedendo, anzi se le leggi sbagliate creano problemi come il decreto dignità sulla Dattele di Crotone ad esempio, no? Il lavoro viene creato dalle imprese innovative capaci di stare sul mercato, e noi abbiamo la capacità di competere utilizzando e mettendo in rete tutta una serie di risorse, la natura, la cultura, le università, la capacità di innovazione e di ricerca, ma per fare questo dobbiamo essere tutti insieme verso la stessa direzione. E ancora una scossa di terremoto, questa volta a largo del Mar Tirreno, è stata registrata proprio nel pomeriggio intorno alle 16:52. La scossa di magnitudo 3.9 si è verificata ad una profondità di 220 km nel tratto di mare, quello antistante proprio la costa del Vibonese. Il terremoto, nonostante la profondità, è stato lievemente avvertito dalla popolazione, vista anche la magnitudo 3.9, ma non si registrano danni a cose o persone, non è stata diramata alcuna allerta tsunami. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Minaccia la moglie e la figlia con un coltello e un ferro incandescente. In manette a Rossano un 57enne, l'uomo già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri insieme agli agenti della squadra volante del commissariato di Corigliano Rossano. Il 57enne avrebbe litigato con la moglie per futili motivi. La discussione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe animata ulteriormente quando la consorte si è rifiutata di consegnargli del denaro. Il marito a quel punto si sarebbe scagliato contro la donna e la loro figlia. Avevano già tagliato 98 alberi per un totale di circa 54 quintali di legno in un terreno privato. 3 persone sono state arrestate dai carabinieri forestali a Cirò con l'accusa di furto e deturpamento di bellezze naturali. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta nella zona di Villaggio Racise, frazione del comune di Taverna, nella Sila Piccola. 2 alberi d'alto fusto appesantiti dalla neve caduta in questi giorni si sono abbattuti sulla sede stradale tranciando i cavi della rete di distribuzione Enel. Controlli al mercato di Catanzaro Lido. I carabinieri hanno sequestrato 25 kg di alimenti senza etichetta. Nello stesso mercatino è stato inoltre accertato l'uso illegale di buste di plastica prive dei marchi e delle indicazioni previste dalla legge. Al termine delle attività investigative sono state sequestrate circa 12 kg di buste. Auto rubate nel Vibonese. I carabinieri hanno rintracciato 10 autovetture. Gli ultimi 2 ritrovamenti sono avvenuti a Pizzo e alla periferia di Vibo Valentia. Dall'inizio dell'anno sono così 15 le auto rubate recuperate dai militari e restituite ai legittimi proprietari. Ancora una notizia: un DASPO per la durata di 5 anni è stato disposto dal questore di Reggio Calabria a carico di un tifoso cosentino di 26 anni che era fra le persone coinvolte, lo ricorderete, negli scontri scoppiati il 3 novembre scorso al porto di Villa San Giovanni fra la tifoseria del Cosenza e del Catania. Il provvedimento è stato notificato all'interessato dalla questura di Cosenza. Il giovane è ritenuto corresponsabile dell'episodio di guerriglia urbana durante il quale, per portare a termine l'aggressione, sono stati utilizzati tubi in PVC, cinture, bottiglie, pietre e altro materiale. Assieme al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria, al tifoso cosentino è stato anche imposto l'obbligo di presentazione nella questura di Cosenza mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo di tutte le partite del Cosenza Calcio. Si chiama Di Menù ed è un progetto che serve a promuovere dieta mediterranea e sport. Vediamo di cosa si tratta. La dieta mediterranea e il nuoto, un connubio perfetto per la salute di tutti, dai giovani ai meno giovani. Con questo scopo è partito ufficialmente il progetto Di Menù, una proposta sperimentale volta a promuovere uno stile di vita sano sin dall'adolescenza, al fine di ridurre i rischi di insorgenza di malattie metaboliche e cronico-degenerative in età adulta. Dal centro sanitario del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione dell'Università della Calabria
ha ufficialmente preso il via alla presenza di oltre 70 giovani che saranno coinvolti attivamente nei prossimi 24 mesi. L'iniziativa, promossa e organizzata da Anfios SCRL, responsabile dell'attività sportiva attraverso la gestione della piscina comunale di Cosenza, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore di Castrolibero, l'Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione e il Centro Biomedico e Nutrizionale Health Center di Cosenza. L'obiettivo è quello di fare una sinergia con partner competenti e professionali e metterli a disposizione della comunità e in questo caso specifico degli studenti. Io ritengo che la Calabria, per poter emergere e crescere, intendo sottolineare questa comunicazione, è importante che si faccia sinergie per il bene, ritorno a dire, nel caso specifico degli studenti, con partner e professionisti della materia. Di menu è stato presentato a valere sul POR Calabria First Fest 2014-2020 Asse Primo, promozione della ricerca e dell'innovazione. Sposato dalla Regione Calabria per la sua portata innovativa, l'iniziativa è rivolta agli adolescenti di età compresa fra i 14 e i 17 anni che saranno inseriti in un programma alimentare aderente all'ADM e un programma di attività sportiva legata al nuoto. La Regione investe molto in ricerca e innovazione. Questo progetto è un esempio di progetti selezionati con un bando regionale rivolto espressamente a partenariati di imprese e di università che abbiano inteso mettersi insieme per sviluppare congiuntamente percorsi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tesi a migliorare le performance dell'azienda. La Regione investe molto su questo, ci sono 200 milioni di euro del programma operativo regionale per il settennio di programmazione attuale che sono appunto destinati a migliorare le performance delle imprese attraverso percorsi di ricerca e percorsi di innovazione tecnologica. Significativa anche la collaborazione del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute, della Nutrizione e dell'Health Center, a cui spetterà il compito di raccogliere, misurare e valutare i parametri metabolico-nutrizionali alla luce delle risposte del sistema immunitario a scopo di miglioramento delle conoscenze riguardo le correlazioni fra nutrizione, nuoto e stato di salute negli adolescenti. Dal nostro punto di vista, come ricercatori del Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione, ci occuperemo di valutare i dati biochimici, laboratoristici sullo stato nutrizionale dei soggetti, di tutti e 90 i soggetti, la funzionalità di organi e di apparati, lo stato infiammatorio, e sulla ricerca andremo proprio a trovare i nuovi correlati dello stato infiammatorio per capire che relazione esiste tra la nutrizione, lo sport e il sistema immunitario. Adesso parliamo di sport, in particolare di calcio, perché tiene banco in queste ore il calciomercato. Il Cosenza ingaggia Embalo, che già potrebbe essere in campo lunedì al Bentegodi di Verona, ma non solo, altri colpi potrebbero arrivare in queste ore. Attive in C, Regina e Rende. Benvenuto Embalo. Con questa foto sul sito del Cosenza Calcio il club ufficializza l'ingaggio del centrocampista proveniente dal Palermo, con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2019, ma con diritto di opzione e controopzione. L'attaccante classe 94 in maglia rosa-nero ha collezionato 6 presenze in questa prima parte di stagione, di cui 4 nel campionato di Serie B e 2 in Coppa Italia. Potrebbe essere già a disposizione di mister Braia per la gara con il Verona, dopo il corteggiamento della scorsa estate, e cosa fatta anche per il centrocampista Daniele Sciaudone del Novara. E poi in attacco i rossoblù spingono su Litteri dal Venezia. Devono contrastare anche il pressing sul calciatore da parte del Carpi. Un altro colpo in avanti potrebbe essere quello di Sissé dal Verona, e poi si pensa ad un terzino destro che possa fare al caso dei lupi. Su Giovanni Di Noia il Carpi ha posto il veto, dunque il DS Trinchera sta cercando altrove. Intanto alle porte c'è il posticipo al Bentegodi contro il Verona, un avversario di rango, ma il Cosenza fino ad oggi non ha mai mostrato timore reverenziale, anche se c'è da alzare un po' l'asticella. Noi ultimamente siamo migliorati un sacco in fase difensiva, con Pietro che sta facendo benissimo, e niente, adesso dobbiamo continuare a lavorare difensivamente sempre di più e dobbiamo alzare un po' di più l'asticella lì davanti, perché
il gol ci sta mancando e quindi vuol dire che dobbiamo fare qualcosa assolutamente per invertire la rotta. Il Verona l'anno scorso stava in Serie A e quest'anno penso che sia partito per le ambizioni, cioè diciamo per risalire la classifica e per ritornare in Serie A. Noi sappiamo che squadra andiamo a affrontare, non avremo la superficialità di pensare che sarà una partita facile. Prepariamo come abbiamo sempre fatto, con tanta umiltà, con tanto lavoro e tanto sacrificio, perché sappiamo che comunque possiamo giocarcela con tutti come abbiamo dimostrato finora. In Serie C Reggina scatenata dopo gli ultimi acquisti, arriva la firma anche di Martiniello. Saluto tutti i tifosi Amaranto, forza Reggina. Mentre il Rende cede in prestito l'esterno offensivo Gigliotti alla Virtus Francavilla. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La bassa pressione generata dall'afflusso di aria artico-marittima, di cui si è parlato nei precedenti appuntamenti, oggi si ritrova al largo dello Ionio, tra la Sicilia e la Grecia, in allontanamento proprio verso la penisola ellenica, ma nonostante ciò continuerà ad influenzare il tempo sulla nostra regione, dove si verificheranno ancora piogge sparse e annevicate, sebbene in graduale lenta attenuazione. Passiamo alla previsione in dettaglio. Domani, per quasi tutta la giornata, parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con precipitazioni sparse che insisteranno sempre su Cosentino Ionico e Cosentino Interno, Crotonese, nonché su Vibonese, Reggino Tirrenico e aree dello Stretto. Deboli nevicate oltre i 600-700 metri su Pollino Orientale e Sila Greca e Crotonese in primis. Oltre 800-900 metri su Aspromonte e Serre Vibonesi. In serata rasserenamento del cielo ovunque. Temperatura in lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti di tramontana ovunque, l'intensità sarà moderata sul Tirreno, che sarà quasi ovunque molto mosso il solo il settore settentrionale, molto mosso lo Ionio Crotonese e Cosentino, dove si avranno venti forti, mossi i settori catanzaresi e crotonesi, con venti moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.